questo è un appuntamento tradizionale. Questa sera lo facciamo a teatro anziché in piazza Isabella d'Este per questioni meteorologiche, però sono contento perché lo stupendo allestimento merita questo palco. Sono contento perché oggi il pubblico sta rispondendo alla grande, proprio perché vuole ricordare il maestro Giuliano Vicenzi, ma soprattutto perché vuole riconoscere alla Corale Giuseppe Verdi il proprio ruolo, non solo per Ostiglia ma nel territorio, ma soprattutto perché con la loro passione, con la loro intraprendenza danno valore alla musica, qualsiasi tipo di musica. Quindi sono molto onorato di essere qua presente. Quest'anno, per ricordare il maestro Giuliano Vicenzi, la Corale Giuseppe Verdi di Ostiglia porta in scena un'ampia scelta di brani tratti da Traviata di Giuseppe Verdi. La regista sarà Anna Malavasi, il mezzosoprano, la quale farà anche la protagonista nei panni di Flora, mentre Violetta, che è il protagonista principale, sarà interpretato dalla bravissima Daniela Zerbinati. Sarà una Traviata moderna, tutto in grande movimento, e sarà una grande festa. E come ensemble strumentale avremo 4 musicisti molto bravi, un pianoforte e 3 strumenti ad arco. Sarà con noi anche il balletto Danza Studio di Giorgia Breviglieri, che si intercalerà assieme al coro in diversi brani, e quindi per noi è un onore averla con noi anche quest'anno. Anche in questa occasione Danza Studio ha il piacere di collaborare per questa luminosissima Traviata, e quindi la nostra modalità è quella che si allinea a tutto il gruppo, e abbiamo 10 danzatrici che si esibiranno sul palco, e sarà una festa molto luccicosa, piena di brillantini e in perfetto tema. La nostra realtà è stabile a Serravalle a Po da più di 30 anni, e che collaboriamo con la corale, con il coro delle Voci Bianche e con tutti gli altri gruppi allineati sono almeno 7-8 anni, e niente, crediamo fortemente in questo progetto e ci mettiamo sempre a disposizione.